E con l'inno nazionale che la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha celebrato il 251esimo anniversario della fondazione del Corpo, ricordando anche i 60 anni del soccorso alpino e il centenario degli sciatori delle Fiamme Gialle. Dal 1 gennaio dello scorso anno oltre 30.000 interventi sul territorio, 5.000 pattuglie, 63.000 turni di vigilanza doganale, 180 operazioni di soccorso alpino che hanno salvato 250 persone. Il generale Fabrizio Nieddu, comandante regionale, ha ricordato i caduti del Corpo, i 97 militari delle foibe, i 3 finanzieri del soccorso alpino e Carlo Legrottaglie tra le altre forze di polizia. Importanti anche i risultati nel contrasto all'illegalità economica, oltre 1.100 lavoratori irregolari scoperti, 260 evasori totali, 130 milioni di euro sequestrati, una criptovaluta illecita smantellata. È una regione che è sostanzialmente connotata da un diffuso senso della legalità e che con ogni buona approssimazione è capace di respingere già per indole l'illegalità. Ma questo non significa che non si debba prestare particolare attenzione, soprattutto con quella che è una connotazione della Guardia di Finanza particolare, che è quella dell'attività di prevenzione, di vigilanza, controllo e quindi di prevenzione di eventuali fenomeni illegali. Per l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, la collaborazione con le forze dell'ordine è costante e strategica per tutelare una regione virtuosa ma non immune dai rischi di infiltrazioni. La sottosegretaria Sandra Savino ha definito la Guardia di Finanza un presidio insostituibile per la sicurezza e la legalità. Ci sono dinamiche diversificate ed è per questo che il lavoro della Guardia di Finanza è un lavoro molto importante, anche perché la Guardia di Finanza ha sviluppato delle competenze al passo con i tempi, quindi ci sono tematiche anche particolari, dinamiche che riguardano temi come le criptovalute, temi che riguardano l'informatica, quindi oltre al lavoro normale, diciamo, quello che riguarda le frodi, l'evasione, ma ci sono anche questi temi che sono molto particolari, molto attuali e anche qui questa competenza permette appunto di far fronte a questi nuovi reati.